Chiediamo che, come era previsto nel vecchio regolamento e per la precisione nell'articolo 6, che l'Associazione Cavalieri venga riconosciuta come unica associazione che fornirà i cavalieri per la Sartiglia di Oristano, perché di fatto siamo 160 iscritti e siamo i cavalieri che fanno la Sartiglia da sempre. È chiaro che se è rinata l'associazione Cavalieri è perché i cavalieri l'hanno voluto, nessuno è stato preso per un orecchio. È evidente che la volontà dei cavalieri è questa e bisogna prenderne atto. Siamo consapevoli che in passato sono stati commessi degli errori e proprio in virtù di questi errori ci sentiamo in dovere di crescere, di migliorare, tant'è vero che la nuova associazione Cavalieri si è dotata subito, immediatamente, di un regolamento disciplinare oltre che regolamento Sartiglia che intendiamo applicare in maniera severa e concreta. Perché giustamente bisogna maturare e bisogna crescere. Però noi chiediamo ovviamente di continuare ad essere i protagonisti della Sartiglia e i cavalieri chiedono che esista l'associazione che li rappresenti. Vogliamo essere i cavalieri di Oristano per la Sartiglia, non vogliamo essere i cavalieri della fondazione. Con questo non diciamo che non vogliamo collaborare con la fondazione, anzi c'è tutta la disponibilità per riaprire un dialogo, per trovare la soluzione che ci permetta di continuare a fare una Sartiglia splendida come stiamo facendo da sempre. Nel nuovo regolamento messo a punto dalla Fondazione si prevede un doppio albo. Voi rispetto a questa divisione cosa pensate? Intanto è un albo nel quale, da quello che ho capito, praticamente chi ha già maturato 6 Sartiglie viene iscritto automaticamente. Quelli che ancora non hanno maturato le 6 Sartiglie quindi vengono definiti soci giovani. Così come era già previsto nel nostro regolamento, dovrebbero iscriversi successivamente. Però, ripeto, creare tra l'altro un albo senza chiedere alla persona interessata se gli farà piacere di far parte di quest'albo già non va bene di per sé, cioè la cosa nasce male. E poi ribadiamo, l'albo può anche esistere, un albo storico è giusto che esista, però questo non deve estromettere l'associazione Cavalieri dalle sue competenze. Se la situazione rimanesse quella che conosciamo, cioè se la Fondazione restasse nelle sue posizioni, voi che cosa farete? Intanto ovviamente mi auguro con tutto il cuore che il dialogo si apra e io sono fiducioso perché confido nel buon senso delle persone. Certo, noi se non veniamo riconosciuti cosa dobbiamo fare? Rimarremo a guardare la Sartiglia? Cosa dovremmo fare?